Sciopero del terziario commercio il giorno 7 novembre 2015. Sabato 7 novembre noi facciamo sciopero come organizzazioni sindacali. Abbiamo dichiarato questo sciopero a livello nazionale perché da circa 2 anni, da esattamente 23 mesi, i contratti non vengono rinnovati. Stiamo parlando del contratto della grande distribuzione, del contratto della distribuzione cooperativa di Confesercenti. I lavoratori sono senza contratto, senza aumento contrattuale e naturalmente senza rinnovo dei diritti che sono in esso contenuti. È una contrattazione difficilissima, è una contrattazione fuori da ogni tempo, una contrattazione dove le grandi aziende, queste aziende ci stanno chiedendo la restituzione dei diritti contrattuali, ci stanno chiedendo ad esempio, tra le tante cose, la restituzione degli scatti di anzianità, che è un aumento automatico del contratto, ci stanno chiedendo di peggiorare la nostra retribuzione perché assolutamente non vogliono parlare di aumenti contrattuali, vogliono assolutamente negarci un aumento per quanto riguarda l'anno 2014 per l'anno 2015, vogliono pagare meno la malattia, vogliono sterilizzare la 13ª e la 14ª del TFR, quindi vuol dire diminuire le retribuzioni. Allora noi siamo stanchi dopo questi 2 anni di trovarci davanti a delle aziende che vogliono solo e semplicemente far pagare ai lavoratori questa crisi. Non è giusto. Allora noi abbiamo proclamato questo sciopero e questa manifestazione a livello regionale la faremo a Vicenza sabato e chiediamo che tutti i lavoratori scendano in piazza per mettere la faccia e per far vedere quanto sono indignati rispetto a quanto chiedono le aziende. Chiediamo inoltre a tutti i consumatori sabato 7 novembre di non andare a fare la spesa. Noi abbiamo proclamato lo sciopero della spesa e chiediamo a questi consumatori, a tutti i consumatori che sono i nostri vicini di casa, i nostri parenti, i nostri amici, di non fare la spesa in questa giornata perché attraverso questo piccolo gesto di solidarietà possono contribuire a una grande causa, alla causa del rinnovo del contratto, alla causa del rinnovo dei diritti dei lavoratori e della dignità del lavoro.